Allora, amici di lì, bon, l'ho passata qui, eravamo quanto qua parelli, eravamo una bella banda di sgaiuffi. A mia gioventù l'ho passata in paese, posto che i miei parenti erano agricoltori qui, per buttare via i giochi, mamma faceva il cascio. E poi una vita che mi conveniva, e io sono fatta passare al paese, mica per fare in città. L'estate aspettavamo qui di Chidunia, noi dopo mezzogiorno andavamo al fiume, sroncavamo a Graona per fare il riboni alla strada di Bucugna. Dopo a sera ci ritrovavamo tutti, andavamo a bere qualcosa, un caffè in cui i persone più vecchi e aspettavamo il 15 agosto. Voilà, per sorte, il 15 Giuseppe, ci eravamo qui in casa comune a Badà. A cugliera di castagne e a trasformazione di castagne in farina. Ma ricordo du trovi, cominciamo a di raschera se tu vuoi e dopo sabato e domenica guardavamo in Arrudia, onde notemmo a castagnera, taviamo perché qua bon, c'è più assai cose. L'amicizia, a spartire e l'aiuto è qualcosa che si è perso e mi ha avuto riacquisto, che ci ha fatto più coscienza di parecchie cose. In quella cosa ho lavorato nella nostra lingua, sarebbe che di ogni la dovresti di più e che dia a spartirsi, perché se non perdi la nostra lingua perdiamo il nostro popolo, la nostra nazione. La storia si potrebbe insegnare in scuole, ciò che non è mica in privata, cioè sapere da dove venni, per sapere dove Olanda. Ora la gioventù da maestriare il nostro destino. Sono un poco pessimista, c'è stato troppo così che sono stati permessi, tutta questa gente che è giunta e che non si è mica integrata nella nostra società, che ci ha voluto mettere per addosso. E qui, bon, per l'anima mia, non c'è mica. Tu la ria se tu vuoi a mettere a certi punti. Penso che tu sarebbe dopo tutto il mondo è benvenuto in Corsica, non c'è alcun problema. Ma bon, un corso deve sempre più dritto per me, per l'anima mia, che qualche sia che è giunto e non si è mica integrato. Per me non c'è manco discussione, è così. Adobrate la vostra lingua, spardite la vostra lingua e proviamo a avanzare tutti insieme.